Bentornati a un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo per il corso dei prossimi giorni. Andiamo a vedere l'evoluzione. Intanto però un anticipo per quanto riguarda la tendenza nel corso delle prossime settimane, che almeno fino alla prima decade del mese di aprile, vediamo un po' come l'evoluzione si prospetta più movimentata per il flusso di correnti umide oceaniche che arrivano a interessare appieno il Mediterraneo. E vedete infatti come invece sul nord Europa e in parte comunque anche sulla Gibilterra e sulla Francia risentiranno di condizioni più stabili anticicloniche. In parte anche il nord Italia vivrà condizioni un po' più stabili rispetto al sud, che risentirà invece di più flussi instabili provenienti proprio dal Mediterraneo, che continueranno a portare cicloni direttamente anche dal Nord Africa, quindi un movimento davvero molto dinamico su questi settori, che continuerà anche nella prima decade del mese di aprile. Insomma, piogge frequenti. Andiamo a vedere anche nel corso dei prossimi giorni cosa accadrà. Come potete vedere nel corso della giornata, il martedì un fronte instabile molto importante, perché porterà una fase di maltempo soprattutto sul nord, in modo particolare il nord-est, con l'Emilia Romagna e il Triveneto più favoriti anche da locali temporali fino sulle aree pianeggianti, con ampie schiarite che invece avremo a partire dai settori occidentali, con fenomeni con attività più importante e convettiva soprattutto sulle alte pianure, mentre l'estremo sud non vedrà dei fenomeni significativi. Come possiamo vedere nella giornata di mercoledì, minimo si sposterà leggermente fin verso il meridione, quindi qui avremo delle instabilità più marcate con rovesci temporali che interesseranno in modo particolare anche a carattere intenso la Calabria, la Basilicata e poi anche la Puglia. Lo vediamo proprio da questa fase con instabilità che favorirà soprattutto questi settori, e anche la Sicilia, specie quella centro-orientale, in parte anche qualche rovescio interesserà la Sardegna. Come vedete, qualche locale piovasco non è escluso sulle prealpi occidentali del Veneto, ma in generale non avremo precipitazioni altrove, mentre la giornata di giovedì vedrà ancora il proseguo di questo ciclone instabile che porterà ancora a rovescio una fase di maltempo, in modo particolare proprio sul versante ionico e sul medio basso Adriatico. Questi settori più coinvolti dalle precipitazioni in modo marcato, specie al sud. Qualche piovasco risentirà solamente sull'Emilia Romagna, ma a carattere locale. Per quanto riguarda le temperature, scenderanno molto al sud, mentre per il nord continueranno a salire. Saremo anche sopra i 20 gradi durante il giorno. Pensate, nella giornata di venerdì assisteremo a un nuovo indebolimento dell'anticiclone per la spinta di correnti più umide nord occidentali. Come vedete, un nuovo flusso umido atlantico potrà riuscire a portare una fase ancora di maltempo soprattutto sul nord-ovest e poi in direzione verso la Sardegna, che risentirà nel weekend di forti precipitazioni. Come vedete invece venerdì ultimi fenomeni si attarderanno sulla Sicilia settentrionale, sulla Calabria e ovviamente anche sulla Puglia e sulla Basilicata. Altrove nulla di che. Questo è il peggioramento che ci attende nel corso del weekend, il primo passaggio instabile con questo nocciolo d'aria molto umida e instabile. Non sarà comunque per niente fredda, temperature saranno comunque in media col periodo un po' dappertutto, e porterà una fase di maltempo molto più intensa sulla Sardegna. Poi proseguirà un nuovo possibile flusso instabile proprio alla fine del mese, con un aprile che potrà iniziare ancora sotto la spinta di maltempo sempre sul centro Italia e al sud, comprese le due isole maggiori. Il nord invece risentirà di più schiarite, quindi meno probabilità di fenomeni. Questa evoluzione ovviamente è ancora incerta, ma vi darò maggiori dettagli nel corso dei prossimi aggiornamenti meteo.